Tornare sulla questione di prima, sulla contabilità delle vittime. Lei ha verificato con l'Istituto Superiore della Sanità, quindi chi muore per altre cause fuori dall'ospedale non c'entra? Allora, ieri abbiamo avuto un confronto con la prevenzione con la dottoressa Russo, che ha cercato di capire bene questa cosa, si è messa anche in contatto, quindi penso che nei prossimi giorni abbiamo coinvolto le altre regioni, perché insomma se non ci sembra un dato corretto questo, che appunto una persona che si sia negativizzata e poi invece per un altro evento eccetera questa persona muore, venga conteggiata. Oggi però è quanto l'Istituto Superiore di Sanità chiede e quindi stiamo seguendo le stesse istruzioni, però è in corso un approfondimento tra regioni, quindi tra le prevenzioni delle regioni con l'Istituto Superiore di Sanità, per chiarire questa partita. Perché l'esempio proprio a questo punto che si può definire assurdo dell'incidente, a questo punto che era stato fatto proprio anche per spiegare questa cosa, alla fine non lo prendiamo in considerazione? Allora, su questa questione appunto c'è oggi un'indicazione dell'Istituto Superiore di Sanità che dice che vanno conteggiati anche quelli che si sono negativizzati ma poi appunto hanno un evento che porta alla mortalità diverso, perché sono riconducibili a quello che è stato appunto in precedenza e quant'altro. Siccome questa cosa non ci sembra corretta da un punto di vista, se vogliamo effettivamente ben focalizzare appunto e distinguere appunto le morti da coronavirus oppure correlate a coronavirus, a quella che poteva essere appunto l'ipotesi che tu facevi, c'è in discussione appunto un confronto con l'Istituto Superiore di Sanità e con le altre regioni per chiarire una volta per tutte questa partita e poi dare anche a voi le indicazioni corrette. Va bene, grazie. Mi scusi, sono due cose. Il morto da incidente viene contabilizzato Covid o no? No, di incidente non mi risulta. Il Presidente ha detto prima solo in ospedale. Sì. Sì, come Allora, oggi noi, almeno queste sono le indicazioni che ci danno, che ci ha dato l'Istituto Superiore di Sanità e che tutte le regioni stanno seguendo. Tutti quelli che muoiono in ospedale, come diceva il Presidente, ma hanno anche avuto appunto per il passato appunto un passaggio di positività, si sono negativizzati e oggi vengono conteggiati. Ok? Però non ci sembra corretto da un punto di vista questa questione, quindi abbiamo posto la questione da un punto di vista meramente tecnico all'Istituto Superiore di Sanità con i dipartimenti di prevenzione di tutte le regioni. Ci sarà un confronto e capiranno insomma. Mi scusi Assessore, ma io avevo letto nelle indicazioni dell'Istituto Superiore di Sanità che le morti traumatiche tipo incidenti stradali, se uno cade giù da un'impalcatura eccetera, non vengono conteggiati, ma io sono... anche se uno ha avuto il Covid, voglio dire, perché non avrebbe senso. Sì, no, ma adesso qui si è fatto l'esempio specifico dell'incidente e sono convinta anch'io che l'incidente non viene conteggiato. Altre tipologie tipo l'infartuato, l'ictus che ha avuto in precedenza, non lo so, il Covid però poi si è negativizzato, l'anziano, facciamo l'esempio, l'anziano che era in casa di riposo, che ha avuto il Covid, poi si è negativizzato, poi muore per il proseguo di quella che può essere la propria patologia, quelle sono persone che vengono oggi in base a indicazioni su cui però c'è un confronto appunto a livello di Ministero, a livello appunto di Istituto Superiore di Sanità per chiarire bene anche questa partita.